Ciao a tutti, oggi è il secondo giorno e anche oggi si prospetta essere una bellissima giornata. Adesso prima di ripartire vi faccio vedere il bivacco dove abbiamo dormito che ieri non sono riuscita. Qui è la parte sotto e come vedete c'è un tavolo, una credenza, una stufa e un lavello dove da qui si possono lavare i piatti anche con l'acqua calda. Qua sopra ci sono pentole, piatti, caffettiere, posate, tutto quello che si vuole. Qui c'è anche il libro del bivacco per annotare, scrivere qualcosa insomma di questa esperienza e poi andiamo nella parte di sopra. E qui è la zona notte, ecco qua, con 7 posti letto, vedete qua il materasso, ci sono anche delle coperte, molto spazioso, molto bello. Lasciamo a malincuore Malga Flavona e adesso teniamo per il passo del Grossetè. Dopo aver fatto in 400 metri una salita incredibile, arriviamo a questo bivio, dal quale noi adesso prendiamo il sentiero 371B per Passo del Grossetè. Quindi dovremo salire da quella parte. Ma in che meraviglia di posto siamo! Adesso dovremo seguire il sentiero segnato da questi paletti con i segnavia bianchi e rossi. Ma è veramente una cosa meravigliosa! Noi adesso siamo al bivio dove dovremo prendere il sentiero 314 per proseguire verso il passo del Grossetè. E intanto che facciamo questa piccola pausa vi dico due cose. Uno, che per arrivare in quel meraviglioso posto dove abbiamo dormito non serve ovviamente fare tutto il giro che abbiamo fatto noi, ma dal lago di Tovel c'è un sentiero che porta direttamente alla Malga Pozzol e poi alla Malga Flavona. E due, che dovevo dirvelo ancora ieri, se su questi video non vedete riprese con il drone è perché qui nel parco Adamello Brenta praticamente c'è una zona rossa così che non si può volare, quindi facciamo solo riprese con la videocamera.
Quello che vedete è il sentiero che abbiamo appena percorso. Adesso siamo arrivati a questo bivio dove noi andremo verso destra per il passo Grossetè. A questo bivio comunque nel pomeriggio torneremo di nuovo qui, perché andremo invece verso sinistra per il passo della Gaillarda. Intanto avanti tutta da questa parte. Dovrebbero mancare ancora 200 metri di dislivello e dopo anche il passo con il rifugio Stoppani è conquistato. Ragazzi, oggi, aspettate che c'è una pianta, il panorama è decisamente cambiato, molto meglio di ieri, perché almeno fino a Malgatuena era tutto insomma nel bosco, quindi visuale poca. Invece oggi che ci stiamo alzando, devo dire top, merita proprio. Noi adesso siamo su 2200 qualcosa, stiamo sul sentiero che ci dovrebbe portare sempre al passo Grossetè e al rifugio Stoppani, dove per oggi ci facciamo una buona pausa pranzo. Ogni tanto possiamo mangiare sempre quei cibi pronti. È bello fare anche una bella mangiata in rifugio. Vediamo. Questo è il sentiero. Adesso si sale, se non mi ammazzo prima. E tutto intorno, che meraviglia. Dai che ci siamo, mamma mia che fatica, un panorama strepitoso. E lì dove in fondo ci sono quei cartelli dovremmo essere al passo e quindi anche il rifugio. Very dura oggi e siamo appena a metà mattina. Oh, guardate lì, stanno arrivando anche le due principesse. Dai che le facciamo arrivare qua, che oggi poverine sentono un po' di stanchezza, però sono state bravissime, le ragazze di Dolomiti e Bambini, eccole qua, belle. Dai che siamo arrivati, ragazze. Guardate che panorama meraviglioso. Quello che vedete è il rifugio Stoppani, dove ci siamo fermati per pranzo, facendo anche una sosta abbastanza lunga, perché sono le 2:15 e ci stiamo rimettendo solo ora in cammino. Adesso torniamo qui al passo Grossetè, che vabbè è qua a 5 minuti, poi dovremo raggiungere il passo della Gaillarda e intanto arrivare a Malgaspora. Poi vedremo con che forze e come ci arriviamo, perché in teoria la nostra meta di oggi era Malgacampa, però mi sa che ci vorrà un bel pezzettino per arrivare. Comunque intanto siamo ripartiti, belli riposati e carichi.
Questa volta siamo scesi come dei fulmini, siamo di nuovo al bivio che vedete alle mie spalle, del quale vi parlavo prima. Adesso prendiamo il sentiero tutto dalla parte opposta verso il passo della Gagliarda. Pronti, via di nuovo in marcia, sentiero 301. Tempo di percorrenza previsto almeno dai cartelli 45 minuti, anche se anche da questa parte a volte sembrano non molto affidabili, però almeno qualche nuvola ci concede un po' d'ombra, perché anche oggi batte forte. Siamo arrivati da quel sentiero che vedete e ci troviamo adesso proprio sul passo Gagliarda a quota 2240. Adesso, seguendo sempre il sentiero 301, procediamo per il Mar Gaspora. Qua segna 50 minuti e comunque dovrebbe essere adesso tutta in discesa. Questa ci mancava. Adesso abbiamo questo bel ghiaione da attraversare. Eccola laggiù, sembra quasi un miraggio. Adesso questa ultima ripidissima discesa e poi andiamo a scoprire com'è questa Mal Gaspora. Eccoci a Mal Gaspora, in un altro posto semplicemente meraviglioso, circondati da un sacco di verde, e alla fine abbiamo deciso di fermarci qui per la notte, perché ormai sono quasi le 6 e arrivare dall'altra parte ci vogliono circa altre 3 orette, quindi non ce la facciamo. Qui stanno facendo dei lavori perché è in ristrutturazione. Qua ci siamo creati un piccolo stand di biancheria, perché la roba lavata ieri doveva ancora leggermente asciugarsi. Qua tra un po' prepariamo per la cena, e qua su dove c'è la porta aperta c'è il bivacco con un'unica porta che si può aprire di sopra, dove ci sono dei tavolati per dormire. Qua invece c'è l'indicazione per la fontana, perché dietro di questa struttura ci sono delle fontane per prendere acqua. Qua invece ci sono 2 bagni che si possono ovviamente utilizzare. Diciamo che il posto è proprio tranquillo.
Andiamo a vedere dietro, così vi faccio vedere tutto e dopo cominciamo il solito rito di lavaggio, cambio. Ecco qua, vedete, qua c'è anche altri tavoli e qua ci sono le due fontane. Che meraviglia! Eccoci qua, ormai come ogni serata ci troviamo alla Malgaspora. Intanto, come vedete, ci stiamo facendo un po' di tè prima di andare a dormire. Anche questo, come la Malga Flavona, è un posto veramente meraviglioso. E niente che dire, oggi è stata una giornata abbastanza pesante, soprattutto alla mattina, perché per arrivare a Rifugio Stoppani è stata una bella tirata, sembrava di non arrivare mai. Poi gli abbiamo fatto comunque un buon pranzo in rifugio che ci ha ricaricato, ecco, diciamo, le batterie. Tornando indietro, comunque ci siamo fermati qua perché erano ormai le 5:30, quindi sarebbe stato troppo tardi per proseguire fino alla Malga Campa. Abbiamo fatto un dislivello in salita di 700 metri, altrettanti in discesa per 11 km e mezzo. E niente, quindi domani dovremo proseguire appunto per la Malga Campa, passeremo altre 2 malghe fino al lago di Tovel, quindi ci aspetta un'altra bella giornatina, quindi andremo a letto presto e vedremo di partire altrettanto presto domani mattina. Adesso qui il tè è quasi pronto, io vi saluto e ci vediamo domani, ultimo giorno di questo mini Dolomiti Brenta Trek. Ciao a tutti!